Qui sono finite le premiazioni dei master e noi andiamo avanti a seguire le gare più avanti. Allora, l'Onder Alessio, e se qualcuno della Val di Sembra gli prende il premio del cross della Valla Garina, siamo qui. Del cross della Valla Garina che non avete ricevuto 2 settimane fa dalla Quercia, sono qui. Anche il Cadrotti, non lo so, fate un passaparola. Qui ci sono anche i treni del cross della Valla Garina. Adesso basta perché siamo al cross del Cruz a fare il ritmo. Dai Alexandra, gut. No. Federica Strisci, sotto il traguardo, lei è il comando nella gara assoluta. Dai Daniela. Netto ha il Dai vantaggio Heidi. della Cronovecchio che affronta questo strappetto che delle gambe attiva. Dai Steffi. Passiamo da Gina Maier. Torniamo in cronaca con la gara femminile, siamo del campo con Federica Strisci nettamente al comando, l'atleta di Villa Lagarina che si allena anche qui con Pedro Claudio, il team del Lagarina Cruz Team.
Federica Strinzi nel campo per prima. Ora vediamo come sono i passaggi. Queste distanze del cross per assoluti e assolute sono abbastanza lunghe in questa edizione, perché spariscono in questa annata, spariscono il cross lungo il cross corto, e quindi ne risulta un cross impegnativo, un po' lungo, sia per gli uomini che per le donne. Federica Strinzi e Laura Bonvecchio, che comunque mantiene una condizione di spinta alla quale ci ha abituati l'atleta fortissima e muscolare dell'Atletica Trento CMB, mentre ricordo che poi a scalare andremo dai cadetti in giù con le categorie giovanili fino agli esordienti, quindi attendete le lavatrici a casa, perché le gare si fanno regolarmente, vediamo di adeguare eventualmente il percorso in base alla pericolosità. Ecco Federica Strinzi, un applauso di incoraggiamento. Campanella, ultimo giro per l'atleta della Garina Cruz Team. Elettra Bonvecchio, un applauso anche a lei, seconda, vediamo se proverà il tutto per tutto. E un applauso alla bellissima gara che sta facendo Linda Talumbo, ragazzi, perché sta andando fortissima questa atleta junior, che adesso arriva al traguardo, allieva forse, ho sbagliato io, arriva al traguardo, c'era un giro in meno in programma per queste atlete e ha fatto una bellissima gara. Passaggio Lorenza Beatrici, senior, ed ora le atlete allieve le atlete altoatesine dell'SSV Sterzi in Vititeno, scusate non ho la lista, mi dispiace, ora la recuperiamo, tutte le allieve al traguardo. Poi avremo cadetti che, attenzione, sarà un po' inter. Con gli arrivi siamo al 505, Maria Moser allieva, Isaac Taylor Raiffeisen nella società. Il passaggio era per le senior e per le junior, arrivo per le allieve. Battute finali della gara senior donne, con Federica Strinzi nella curva che porta le atlete all'ingresso del campo per questa tornata finale. Elettra Bonvecchio dietro, ancora in spinta l'atleta di oltre che l'Atletica Trento. Per quanto riguarda i giri in programma, vi invito ad ascoltare attentamente in partenza quello che vi diranno i giudici, perché può essere che per qualche categoria, visto il percorso, sia stata fatta qualche variazione sui giri previsti. Un applauso a Federica, brava Fede Strinzi che vince in casa il cross
del Cruz, non so se a titolo è anche per loro individuale o meno di corsa campestre. Che seconda. Arriva anche Leonora Facchinelli e il passaggio per lei, ancora un giro, bravissima per l'Atletica Trento, anche lei in gara oggi a Villa Lagarina, in questa giornata davvero facciamo finta che ci sia il sole, va. Che poi alla fine è vero, piove, io ho fatto la gara, vi assicuro che è stato molto divertente, perché è più divertente correre che guardare oggi. Lorenza Beatrici, bravissima, al traguardo anche lei. Voi le vedete passare? Sembra, ma stanno correndo intorno